Non è la TAV, l'autonomia sì che procede ad alta velocità. Sul binario istituzionale che porta a Roma, Luca Zaia non perde tempo. Il presidente veneto ha incontrato oggi il ministro vicentino Erika Stefani e, insieme ai governatori di Lombardia ed Emilia-Romagna, ha ipotizzato due possibili strade per portare il progetto in Parlamento. Si presenta una preintesa in Parlamento e si raccolgono tutte le osservazioni, dopodiché quelle che sono accoglibili diventano parte integrante dell'intesa finale, che poi firmeremo e verrà approvata con un sì o con no dal Parlamento, oppure anche è un'altra via che è quella di definire un perimetro di indicazioni generali da seguire, quindi il Parlamento potrebbe dare la cornice all'interno della quale poi l'intesa deve essere scritta, ma l'intesa c'è già. L'intesa c'è già, il Parlamento potrà dare indicazioni, fare osservazioni, ma non potrà modificare la bozza. Pensare che poi la bozza finale sia emendabile vuol dire far fare il contratto a un terzo e i contraenti del contratto dovrebbero firmare un testo fatto da altri. La trovo abbastanza tipica e irrituale questa condizione. Insomma, la trattativa è in mano a governo e regioni, ma Luca Zaia non dà ultimatum a nessuno. Non lo do come ultimatum, questo deve essere chiaro, non mi interessa e penso che non sia neanche questa la condizione del dialogo. Però dico che è fondamentale, come accade in qualsiasi impresa, in qualsiasi attività, che tu ti dai dei paletti, delle date. E comunque è certo che il 2019 sarà l'anno dell'autonomia, questo è poco ma sicuro, perché comunque l'ha segnata, la sta segnando, la segnerà questa autonomia.